Onorevole Pace, a Ribera prossimamente la nuova edizione della Festa dell'Amicizia, se ci vuole anticipare qualche iniziativa. Sarà il 3, il 4 e il 5 ottobre, venerdì, sabato e domenica. La festa dell'amicizia è sempre un mix fra momenti di festa, di goliardia, con spettacoli musicali, talvolta anche di altissimo livello, con lo street food, quindi ci sarà la possibilità anche di degustare nel corso principale i nostri prodotti e poi chiaramente momenti tematici molto importanti. Quest'anno abbiamo credo 10 o 11 tavoli tematici che vanno dalla sanità all'insularità, insomma l'agricoltura chiaramente non può mancare come tema e in ogni tavolo tematico i relatori non sono democratici cristiani, noi siamo semplicemente gli organizzatori, ma sentiremo parlare i tecnici, gli esperti, ma sentiremo parlare anche esponenti di altri partiti, non necessariamente della nostra coalizione, perché a noi piace il confronto. Dovremmo avere la presenza dell'ambasciatore iraniano, ma di questo forse è meglio che ne parli l'onorevole Francesca Donato, che così come abbiamo fatto nella nostra prima edizione quando abbiamo ospitato il console russo, dà sempre adito a critiche, a momenti di speculazione politica, ma sono momenti di approfondimento che comunque qualificano la festa dell'amicizia. Un partito che nasce da un paio d'anni ma che cresce notevolmente nel territorio, non solo agrigentino ma tutto siciliano. Ma guardi, in Parlamento siamo arrivati a 7 parlamentari, non è escluso che nelle prossime settimane il gruppo parlamentare all'Arse potrebbe crescere ancora, ma la cosa che ci inorgoglisce, e per questo dobbiamo applaudire, ringraziare, non so cosa dire, l'infaticabile lavoro del segretario nazionale Toto Cuffaro, è che ormai siamo radicati in tutti i comuni siciliani, ma non soltanto quelli siciliani, dove abbiamo la presenza di sindaci, di assessori, di tantissimi consiglieri comunali, abbiamo superato quota 500 consiglieri comunali, ma soprattutto siamo radicati con la presenza del partito, perché facciamo i congressi in ogni singolo comune. Adesso stiamo facendo questa intervista ad Alessandria della Rocca e circa un anno fa anche ad Alessandria della Rocca, un piccolo comune dell'entroterra, si è celebrato il congresso sezionale locale della Democrazia Cristiana, dove sono stati democraticamente eletti e non nominati il segretario, il vice segretario, il segretario organizzativo, il direttivo. Quindi la Democrazia Cristiana è presente, ci mettiamo a disposizione dei territori sapendo che abbiamo i nostri limiti, abbiamo i nostri difetti, ma come un partito aperto, libero e plurale siamo a disposizione per cercare di risolvere le tante questioni che attanagliano la Sicilia. Parliamo della Festa dell'Amicizia, so che come ci ha anticipato l'onorevole Pace, grazie anche al suo impegno potrebbe essere presente l'ambasciatore iraniano. Sì, alla nostra kermesse di partito che si svolgerà dal 3 al 5 ottobre a Ribera. Ci saranno come sempre molti tavoli tematici in cui verranno discussi dei temi di interesse nazionale e il mio contributo sarà quello di organizzare e moderare un tavolo sulla pace, il disarmo e il diritto internazionale, al quale interverranno ospiti di grande rilievo come dei professori universitari di Padova e di Milano in diritto internazionale, diritti umani, un ingegnere nucleare specialista nella trasformazione delle bombe nucleari in energia e infine l'ospite d'onore sarà proprio l'ambasciatore iraniano per l'Italia, il quale ci darà il punto di vista del governo iraniano su tutto quello che è accaduto recentemente negli ultimi mesi proprio a causa del programma di arricchimento dell'uranio del governo iraniano. Quindi credo che sarà un dibattito davvero molto interessante.